Buongiorno, Felicity. Il signor Henderson non è in casa. Non sa quando torna? No, non ha lasciato detto nulla. È andata a fare un viaggio. Un viaggio? Sì, ha deciso all'improvviso questa mattina. E dove è andato? Signorina Giulia, ascolti, vuole che le dia un consiglio. Non lo cerchi, è meglio. Perché? Che cosa significa tutto questo? Dove è andato? Mi ha pregato di non dirlo assolutamente a nessuno, e specialmente a lei. E invece me lo deve dire. Arthur, non andar via. Come hai saputo che ero qui? È stata Felicity che me l'ha detto. Perché vuoi partire proprio adesso? Julie, non me lo chiedere, è meglio così, credimi. Ma se tu vai via, io che cosa farò? Esattamente quello che facevi prima di conoscermi. In fondo io non so nemmeno chi tu sia e per quale ragione tu voglia entrare adesso nella mia vita. Comunque non me ne importa nulla. No, questo non è vero. Non puoi soffocare i tuoi sentimenti per me. Non è giusto che tu parli così. Di che cosa hai paura? Di quello che diranno i giornali? Arthur Henderson si sposa per la 4ª volta. Quanto tempo durerà la sua nuova moglie? Per favore, adesso devo andare. Credi che tutti pensino a noi e che non ci lasceranno in pace? Anche se fosse, che cosa importa? Quello che conta è la nostra vita. Io ti amo. Ecco, tieni. Che cos'è? Una polizza d'assicurazione di 50.000 sterline. E tu ne sei il beneficiario. E perché io? Perché ho fiducia in te. Come mai hai scelto proprio questa compagnia? Beh, è quella che hai sempre preferito, no? Quando ho fatto il tuo nome, il direttore della compagnia quasi si metteva a piangere. Bisognerebbe invitarlo alle nozze, no?